Statale 434, meglio conosciuta come Transpolesana, la strada che collega Rovigo a Verona, con il maltempo diventa pista da rally e con il bel tempo discarica a cielo aperto. Le recenti e continue condizioni di maltempo hanno reso ancora di più la strada un vero e proprio circuito per gare da rally, non per provette piloti, ma per normali automobilisti, obbligati a pericolose manovre per evitare le profonde buche e i lunghi tratti dove definire l'asfalto in pessime condizioni sembra eufemistico. La statale si poteva percorrere per l'intero percorso a 110 km/h. Ora buona parte del tragitto è limitato da segnaletica che impone i 70 km, con qualche breve tratto consentito 90 km/h, almeno finché i dissesti non saranno sistemati. Oltre al danno, la beffa. Titolare della strada è l'ANAS, che gestisce la strada con il progetto di integrarla nell'autostrada regionale che collegherà Mantova ad Adria, divenendo forse anche un percorso viario a pagamento secondo modalità ancora in discussione, ma che in ogni caso non fanno presagire niente di sereno per gli automobilisti. Ma i problemi della Transpolesana non si esauriscono con la solita incuria giustificabile e giustificata dalle condizioni meteo. La statale è infatti già da qualche tempo presa di mira anche da incivili che abbandonano i propri rifiuti, rendendola così una discarica a cielo aperto, con conseguenti disagi anche per i comuni attraversati da questa arteria che tutto avrebbe dovuto essere, fuorché un tracciato approssimativo, mal curato e senza padroni. In tutte le piazzole di sosta, in maniera più o meno evidente, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo, alcuni di essi anche molto pericolosi per l'ambiente, oltre a maleodoranti scarti alimentari lasciati da persone che hanno scoperto questo strano modo di fare la raccolta differenziata. Una brutta abitudine, un brutto vizio o cattiva manutenzione. Certamente non è un bel biglietto da visita per quei turisti che, nei prossimi mesi, percorreranno la Transpolesana per raggiungere le località di villeggiatura. Soprattutto però non è un bel biglietto da visita per gli incivili che non si curano di un bene pubblico e quindi pagato anche con i soldi delle loro tasse, sempre che le abbiano pagate.